Adesso abbiamo un altro filmato e poi chiedo di venire al tavolo il dottor Paolo Zabeo, che sostituisce il dottor Renato Mason, il segretario della CGA di Mestre e che è coordinatore dell'ufficio studi, il dottor Daniele Minotto e la dottoressa Flavia Filippi. Però forse adesso ci rimettiamo lì a rivedere. Stare in una struttura, cioè in galera, non è facile mai, quindi è sempre un momento difficile e il fatto è cercare di evitare che questi momenti difficili ci siano, quindi magari faccio altre cose. Il non stare a pensare è una cosa importantissima, per esempio. Tenersi occupati. Tenersi occupati. Se dovesse dire della giornata in laboratorio, qual è il momento più bello e quello più duro, cosa direbbe? In laboratorio, momenti duri in laboratorio non ce ne sono, nel senso che comunque il fatto di venire qua in laboratorio, iniziare la giornata a lavorare, io faccio le mie 4 ore, è come se non fossi in queste mura, è come se io fossi fuori, quindi per me mi fa star bene, ecco. Il laboratorio di sartoria all'interno del carcere della Giudecca apre ogni mattina. Noi arriviamo alle 9:30 e per 4 ore stiamo all'interno a tagliare e confezionare gli abiti che poi vendiamo all'esterno in un nostro punto vendita. Alle ragazze viene insegnato fin da subito le basi della sartoria e della confezione, quindi ogni ragazza le viene dato un suo abito, quindi ogni ragazza sa confezionare e sa cucire dall'inizio alla fine, quindi tutti i passaggi. Noi abbiamo una clientela fidata, ovvero clienti affezionati che ci conoscono da molto tempo, però abbiamo anche, chiaramente ci interfacciamo con moltissimi turisti, essendo in una città turistica. Siamo una cooperativa. Siamo all'interno del carcere da ormai più di una ventina d'anni e abbiamo uno spazio sia interno e sia esterno in cui noi riusciamo ad accompagnare le detenute che arrivano ad un fine pena o addirittura al termine della pena e a mantenerle assunte a fare il lavoro che negli anni all'interno del carcere sono riuscite ad apprendere. Attualmente, 1 anno e mezzo fa, quasi 2 anni fa, abbiamo aperto anche la sartoria esterna che fornisce, ci siamo espansi nel senso che forniamo per tutta la popolazione della Giudecca che vuole dei lavori anche di riparazione, oltre alla creazione dei nostri abiti che devono andare al negozio. E stiamo cercando di muoverci anche in direzione dell'aprire un online shop, dato che molti dei nostri clienti sono di tutta Europa ma anche dagli Stati Uniti e ci richiedono che ci sia un online shop per poter acquistare. Quando sono arrivata qua in sartoria già sapevo cucire, sapevo più che altro cucire tanto a mano, avevo già fatto qualcosa a macchina ma avevo molta paura di usare la macchina, quindi più che altro sapevo fare a mano. E qui mi sono tolta la paura, ho iniziato a usare la macchina ed eccomi qua. Lei fuori del carcere si immagina la sua vita lavorativa? Certo, io spero proprio di uscire dal carcere e lavorare, cioè, e questo è un obiettivo, cioè quello che comunque il carcere dovrebbe anche fare, cioè nel senso che comunque uno viene carcerato, però se è vero che il carcere deve rieducare, deve darti una formazione, tu dovresti uscire da un carcere, dovresti avere comunque un inizio, cioè non è che esco dal carcere, boh, no, alla fine, perché comunque c'è chi si fa 1 anno, che si fanno 2, ok, ma chi
sta qua già un po' più di anni e comunque non ne hai più il contatto con il mondo esterno, il dover uscire, non dover fare più niente, cioè da dove inizio, cosa faccio, mi sento persa. Quindi comunque uscire da qui, avere già una base dove sapere, appunto, fuori c'è la sartoria, sapere che io posso uscire, c'è una sartoria dove posso comunque continuare a lavorare, intanto entri nel mondo esterno un'altra volta, fa tanto. Sostanzialmente in questo istituto della Giudecca abbiamo un lavoro penitenziario che si distingue in lavoro alle dirette dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, e per intenderci sono tutti quei lavori che servono al sostentamento della struttura, basti pensare alla manutenzione del fabbricato che noi indichiamo come MOF, piuttosto che al servizio della cucina dove le detenute preparano il vitto per le altre detenute, oppure le pulizie. E poi abbiamo un lavoro sicuramente più professionalizzante, che è quello alle dirette dipendenze delle cooperative. Le linee di lavoro quali sono in questo carcere? Abbiamo l'orto con le varie culture e la presenza di un agronomo, quindi una persona laureata in scienze agrarie, che istruisce le detenute sulle varie tipologie di coltura, e quindi acquisiscono effettivamente questi strumenti utili per impiantare una lavorazione o una piccola azienda all'indomani della conclusione della vicenda detentiva. Poi abbiamo il laboratorio di cosmetica biologica con l'estrazione, diciamo, di prodotti delle piante, si producono creme di bellezza, shampoo, bagnoschiuma, eccetera. Poi abbiamo una lavanderia industriale che si occupa ovviamente di lavare, oltre ai capi dell'istituto, i capi degli alberghi, insomma è una lavanderia che ha una mole di lavoro non indifferente. E poi abbiamo la sartoria, che è una sartoria, diciamo, di eccellenza, perché ci sono dei maestri sarti che appunto insegnano la loro arte alle detenute, e in alcune occasioni questi abiti anche ottocenteschi hanno sfilato in eventi importanti veneziani. In quest'orto noi cerchiamo di avere un'offerta variegata il più possibile, anche perché questo è utile alla finalità formativa e didattica che questo orto ha. Nel corso di un anno coltiviamo tra i 40 e 50 specie vegetali diverse, per cui ci preoccupiamo dell'irrigazione, della lavorazione del terreno, del trapianto, della difesa delle coltivazioni dalle avversità, e infine delle raccolte e della preparazione nelle occasioni delle giornate di vendita all'uscita del raccolto, appunto. Le quantità prodotte? In un anno andiamo intorno alle 5 tonnellate, 4-5 tonnellate, poi dipende chiaramente dal meteo, dalla variabilità che questo lavoro ha. Cosa le piace di più di questo lavoro all'interno dell'orto nel carcere della Giudecca? Mi piace vedere la erba verde, anche mi piace stare l'aria, anche mi piace vedere piante, come cresce, come piante, come si colora anche. Il rapporto principale che c'è con l'esterno è proprio quello legato alla vendita degli ortaggi, perché è un'occasione per una delle ragazze lavoranti, chiaramente autorizzata dall'istituto, per andare all'esterno e sostanzialmente svolgere un banchetto ogni giovedì mattina, accompagnata da di solito un paio di volontari. Come scegliete le detenute per lavorare all'aperto nell'orto? Svolgiamo ogni anno un corso di formazione della durata di 150 ore indicativamente, in cui riusciamo quindi a intercettare nuove ragazze che scendono dalla sezione, e durante questo corso abbiamo anche l'occasione di conoscerle e di capire chi di loro è più portata all'attività. Il mercato del lavoro all'esterno è un mercato del lavoro stabile da un certo punto di vista, nel senso che noi gli inserimenti lavorativi che possiamo fare all'esterno arrivano da alcuni slot di inserimento lavorativo che ci vengono garantiti per esempio da Veritas, o noi stessi facciamo inserimenti lavorativi nei nostri laboratori di persone che abbiamo intercettato negli istituti e che poi hanno magari ottenuto una misura alternativa, quindi l'occasione di svolgere la loro pena all'esterno, o anche a volte di persone che sono diventate persone libere e che
e sono rimaste a collaborare con noi. Oltre il banchetto per la vendita degli ortaggi, chi richiede i prodotti dell'orto del carcere della Giudecca? Vengono richiesti anche da un gruppo di acquisto, il Veneziano Gas, che è un gruppo di acquisto composto da circa 200 famiglie che ci fanno un ordine settimanale non di un prodotto specifico ma di quello che abbiamo a disposizione. E un'altra linea che vorremmo riprendere è quella del rifornimento di attività commerciali come i ristoranti. Le piace lavorare all'interno di questo laboratorio? Sì. Perché le piace? Perché prima cosa sembra di essere in un altro posto e poi ci aiuta anche per un domani fuori di inserirci nel lavoro. Che lavoro le piacerebbe fare in un futuro, fuori dal carcere? Allora le posso dire che so già perché lavorerò nel negozio sempre della cosmetica. Quali sono le produzioni e il sistema di lavoro all'interno del laboratorio di cosmetica? Abbiamo indicativamente una trentina di referenze diverse, di prodotti che vanno dal più semplice, che è un sapone solido per le mani, al più elaborato che penso sia una crema anti-age lifting, considerando anche, passando quindi in mezzo per prodotti a risciacquo, dal bagnoschiuma, al gel doccia, allo shampoo. Quindi cerchiamo di avere un'offerta abbastanza differenziata con tanti prodotti, e una parte di questi hanno materie prime al loro interno che sono derivanti dalle essenze presenti nell'orto. Intercettiamo il mercato del lavoro principalmente attraverso la commercializzazione dei prodotti, che è una cosa che avviene sia con una vendita diretta, perché la cooperativa ha aperto un negozio vicino alla Basilica dei Frari, e quel negozio è anche occasione di inserimento lavorativo e non solo di vendite, quindi nel negozio possono lavorare degli utenti che magari arrivano dal laboratorio di Cosmesi, e l'altra occasione commerciale che c'è è quella di rifornire gli alberghi veneziani. Proiezioni future? Sì, Michela Bortolozzi è l'ideatrice di queste candele che ripropongono dei pezzi architettonici della città, e in questo momento stiamo effettuando un corso di formazione legato alla realizzazione di queste candele, che quindi ancora non è un vero e proprio laboratorio, ma è lì che vorremmo arrivare un giorno. Come è strutturato il lavoro all'interno della lavanderia nel carcere femminile della Giudecca? Abbiamo il reparto di pulitura a secco e stireria e il reparto del lavaggio ad acqua. I cicli di lavoro sono ben definiti, riceviamo la biancheria sporca dalle realtà primarie più importanti di Venezia e provvediamo al lavaggio, allo stiraggio e alla riconsegna in loco. In questo momento stiamo anche provvedendo al rinnovo delle macchine, utilizziamo macchine meno impattanti, con minori consumi di energia, di detersivo, di acqua e anche di solventi, utilizziamo dei solventi meno aggressivi, tutto in una logica green. Le detenute ci vengono proposte dalle educatrici della struttura. Poi noi facciamo una formazione soprattutto per quanto riguarda anche la sicurezza, in modo che il lavoro venga eseguito nel rispetto delle norme di legge e nel modo più sicuro possibile. I nostri committenti sono alberghi di primissimo livello di Venezia, possono essere anche strutture delle istituzioni, quali non so, il circolo ufficiali della Marina Militare, la Guardia di Finanza. Quindi noi operiamo con realtà di primo livello e ci vengono richiesti degli standard nel nostro servizio abbastanza elevati. Ogni pezzo lo mettiamo qui sopra, in modo che sappiamo chi è il cliente
e quali sono i suoi abiti. Li ricontiamo onde evitare di sbagliarci e poi iniziamo a stirare. Devi essere proprio attento a qualsiasi cosa, piuttosto ripeti 2 volte, se lasci controllare le tasche dei cappotti e giubbotti, perché se lasci una penna si potrebbe rovinare il macchinario e il capo, per cui è una spesa sia per il capo che per il macchinario. Poi ci starebbe fermo il giorno dopo, ci sono tante... Quanto importante è questo lavoro per lei o lo è diventato? Molto, molto, lo è e lo è diventato e lo diventerà sempre di più giorno per giorno, perché ogni giorno impari qualcosa, non c'è adesso... C'era la mia responsabile che era di là, io e la mia compagna ci siamo date da fare da sole e io imparo da lei ha imparato da lei, è una catena, è una cooperativa. Nella sua esperienza, gli esiti di questo percorso lavorativo all'interno del carcere a Giudecca? Molto positivo, fondamentale, è un nodo che sarebbe importante, interessante ampliare sempre, sia all'interno che all'esterno, direi anche forse soprattutto all'esterno, nel senso di avere sempre più opportunità per chi sta finendo la condanna di potersi inserire, perché ovviamente loro hanno un po' una marcia in meno, perché hanno il fatto di essere diciamo a fine pena ex detenute, per cui nel momento in cui si inseriscono nel mondo del lavoro poter avere dei canali all'esterno dove poterle indirizzare sarebbe importante per dare maggiore opportunità, perché a volte il pregiudizio è molto forte. Questo lavoro, sì, rispetto alla Jenny che era mi ha disciplinato prima anche del carcere, sì, poi nel carcere, e la Jenny che sarà in futuro. Mi ha disciplinato, ho avuto dimostrazione, io in questi 2 giorni sono uscita fuori, a distanza di 8 anni, sono uscita fuori e mi sono sentita responsabile. Al di là di un riconoscimento economico, al di là del tempo impiegato in qualcosa di utile e di responsabilità, sì, come l'ha cambiata il lavoro? Mi fa immergere, mi fa pensare al futuro. Continuiamo il nostro incontro, vengono al tavolo le persone che ho chiamato e anche Giovanna Pastega. Allora, continuiamo con una realtà molto importante, non solo in locale ma a livello ormai nazionale, perché si parla sempre della CGA di Mestre, delle statistiche che fa la CGA di Mestre. Spero bene, no? Che se ne sì, parli. sappiamo molto bene. Ho già detto che il dottor Renato Mason è impossibilitato a venire perché si è dovuto trattenere a Roma, e abbiamo in sua sostituzione il dottor Paolo Zabeo, coordinatore dell'ufficio studi della CGA. Grazie Presidente, buonasera a tutti, vi porto i saluti e le scuse appunto del dottor Mason che non può essere qui con noi, lo sostituisco io anche perché ho maturato negli anni un'esperienza di questo tipo, nel senso che non ricordo se fosse 98 o 99, quindi ben prima della legge Smuraglia, fummo invitati come associazione di categoria attraverso un'associazione di volontariato veneziana, qui il Granello di Senape, all'interno del carcere di Santa Maria Maggiore a tenere appunto un convegno che aveva le finalità di questa sera, in maniera molto più informale, sostanzialmente cercare di dare un'opportunità di lavoro al di fuori del carcere per appunto i detenuti nell'istituto veneziano. Allora riuscimmo, ricordo, nel giro di un paio d'anni almeno, di piazzare, tra virgolette, brutto termine, di consentire meglio a
una decina di detenuti di trovare praticamente dei posti di lavoro temporanei nelle nostre aziende, nelle aziende della terraferma veneziana. L'esperienza poi si spense perché, come spesso succede, poi quando non le formalizzi queste iniziative ma rimangono abbastanza informali, la sostituzione del direttore piuttosto del funzionario, piuttosto del responsabile di quell'area o di quell'associazione ha fatto sì che la cosa si sia in qualche modo lì esaurita lì e non l'abbiamo più ripresa in mano colpevolmente. Anche se ho scoperto proprio in vista di questa iniziativa che non abbiamo seminato nel vuoto, o meglio seminato al vento, nel senso che proprio perché sapevo di venire qua, o meglio ho saputo oggi e quindi questa mattina ho telefonato a un piccolo imprenditore di Mestre, una pasticceria, 5 dipendenti, che sapevo che lui ospitava, o meglio dava lavoro a un detenuto, a alcuni detenuti in questi ultimi anni, e gli ho chiesto sostanzialmente se questa esperienza fosse ancora in vita, mi ha detto di no. Però la curiosità che ho cercato di togliermi è stata quella: ma che contatti hai, come fai sostanzialmente ad contattare l'amministrazione penitenziaria e quindi in qualche modo incrociare domanda e offerta? Io ho detto: hai un numero di telefono, uno sportello, un ufficio? No, dice, io sono amico, conosco un assistente sociale che lavora all'interno del carcere e lei mi segnala praticamente i corsi di formazione che fanno all'interno del carcere e se poi mi segnala anche le persone che in qualche modo potrebbero essere utili alla mia attività, alla mia tipologia di lavoro, eccetera, eccetera. Quindi questo per dirvi che probabilmente c'è anche un mondo che non conosciamo, che esiste. Ovviamente i numeri sono molto molto contenuti, venivano illustrati prima, ma penso che non partiamo da zero quasi, c'è già qualcosa. Come si fa, secondo me, almeno come la vedo io, la vediamo noi, probabilmente implementare tutto questo? Io sinceramente non credo ai tavoli permanenti, queste robe qua che stanno molto da ministeri romani, eccetera. Credo invece che si debbano trovare, incrociare gli interessi delle imprese e ovviamente dell'amministrazione. E credo che un ruolo fondamentale lo svolgano le associazioni di categoria. Prima sentivo alcuni funzionari che dicevano cioè noi ci rapportiamo direttamente con le imprese, sì, evidentemente le imprese sono importanti, ci mancherebbe, però attenzione che per l'amministrazione diventa un lavoro immane rapportarsi con le imprese, perché il rapporto è 1 a 1. Se l'amministrazione penitenziaria si rapporta con l'associazione di categoria diventa un rapporto 1 a 1500, ad esempio se è la CGA di Mestre, ovvero la segnalazione che voi ci fate, che noi concordiamo con voi, la possiamo girare con un clic a 1500 iscritti. Capite che il livello di penetrazione e anche lo sforzo che viene fatto è molto minore che non rapportarsi 1 a 1. Poi evidentemente ci sono aziende e aziende, perché è chiaro che se io mi rapporto con la San Benedetto di Scorzè che ha migliaia di dipendenti è un conto, se mi rapporto con l'artigiano che ne ha 1 o 2 è molto diverso, ma guardate che il nostro mondo non è la San Benedetto di Scorzè, cito questa per non citare altre. Il nostro mondo, il nostro territorio del nord-est, tra l'altro poi Venezia ha le sue specificità che non ritroviamo a Padova piuttosto che a Treviso, ma anche all'interno dello stesso Venezia, una cosa è l'area centrale della provincia, un'altra cosa è il Veneto orientale rispetto al sud, quindi voglio dire, ecco perché sono importanti le associazioni di categoria, perché le associazioni di categoria hanno una sensibilità e conoscono il territorio, conoscono le specificità e possono conoscere anche le specificità che l'offerta di lavoro in qualche modo può essere. E quindi vi dicevo, secondo me è importante, basta scambiarsi un numero di telefono, una persona, l'ufficio, sapere sostanzialmente, quindi avere poche cose ma molto flessibile, molto easy, e a mio avviso si possono mettere in campo delle misure che in qualche modo cerchino di aumentare quei numeri. Certo non è che ci possiamo illudere che risolviamo il problema, che comunque perché evidentemente si diceva prima la crisi è quello che è, lo scenario che ci prefigura è molto critico, ma soprattutto attenzione che le imprese, anche qui
parlare di imprese in maniera generica non coglie, perché ci sono imprese e imprese, e soprattutto vi ricordo che anche nel nostro territorio, nel nord-est, che comunque i dati prima ci dicevano che l'area, la ripartizione geografica è più sensibile a questa disponibilità, insomma, ad ospitare, tra virgolette, lavoratori detenuti, è fatta soprattutto di piccole e di micro imprese. Il 98% delle nostre aziende nel Veneto e anche in provincia di Venezia ha meno di 20 addetti. 20 addetti, e addirittura il 95 a meno di 10. Questo per dirvi che stiamo parlando con piccolissimi imprenditori. E spiegava bene prima Tiziano Barone, si sta verificando nel mercato del lavoro ormai da più di un decennio un aspetto che ormai è in qualche modo standard, ovvero una forte polarizzazione dell'offerta di lavoro da parte degli imprenditori. Cosa vuol dire? Che gli imprenditori chiedono sempre più personale altamente specializzato, e quindi si va dal laureato in fisica, in matematica, materie che insomma, i nostri giovani non si laureano quasi più, al saldatore, il tornitore, l'autista, eccetera, eccetera. E su questo sappiamo che c'è una grossissima difficoltà, perché poi le competenze scarseggiano, ci sono pochi giovani, eccetera, eccetera. Oppure gli imprenditori chiedono personale, diciamo così, di bassa qualifica. Persone di bassa qualifica, quindi dall'impresa di pulizia, al manovale all'edilizia, eccetera. Abbiamo visto che spesso questi lavori vengono in qualche modo, risultano essere inevasi, come del resto gli altri, ma per altre ragioni, e solo grazie alla presenza degli extracomunitari riusciamo in qualche modo a tamponare, anche se non sempre. Quindi è importantissimo, secondo me, che all'interno delle amministrazioni penitenziarie in qualche modo ci si rapporti anche con le associazioni di categoria, perché so che ci sono esperienze di corsi professionali all'interno degli istituti, e questo può essere una chiave di volta della discussione per in qualche modo arrivare ad aumentare quei numeri che dicevamo prima. Altre cose da dirvi non ne ho, se non che noi ovviamente rimaniamo a vostra disposizione, e l'appuntamento che sarebbe interessante è quello magari di già fissarlo oggi, di trovarci magari fra un anno e vedere, forse anche fra 2, ma fra un anno, e vedere quanti numeri nel nostro territorio siamo riusciti a aumentare, ovviamente in questo caso di detenuti che lavorano presso le aziende al di fuori, diciamo così, delle mura carcerarie, perché questo ci darebbe anche il senso della se stiamo lavorando nella parte, se stiamo andando nella direzione giusta o meno. Quindi ecco che questo magari è una provocazione / stimolo che in qualche modo do a me stesso, ma anche a tutti noi. Grazie. Grazie dottor Zabeo, lei ha posto l'accento secondo me a un problema molto importante, cioè non ci può essere la voce che viene dal carcere dell'amico assistente sociale, cioè ci deve essere un raccordo chiaro, definito, istituzionale, come ha fatto bene l'esempio, parlando con voci, parlando con 1500 realtà, e quindi questo è quella rete vera di cui si parlava prima. Chissà che anche incontri come questo servano. La parola quindi al vice direttore Associazione Venezia Albergatori, dottor Daniele Minotto. Gli albergatori sono una realtà importante a Venezia e sono dei grandi datori di lavoro della città. Prego. Grazie Presidente, davvero per aver pensato a un momento di incontro che io credo che quello di cui stiamo parlando non è un problema che riguarda solo una categoria specifica della popolazione carceraria. Stiamo scoprendo quelli che sono un po' i mali che sono emersi in questa fase di crisi della pandemia in tutto quello che è il sistema del mercato del lavoro. Ha dato un dato importante il dottor Barone prima, quando ha detto i dati che arrivano alla rete dei centri per l'impiego sono di 6.000 vacanze di posti di lavoro. Quindi vuol dire che c'è anche un meccanismo, come giustamente diceva Paolo un attimo fa, di comunicazione, di gestione di quello che è il flusso del lavoro che non è corretto in questo Paese.
Se pensate che il 2% della intermediazione del lavoro, dell'Agenzia per il Lavoro, cioè Adecco, 2 miliardi di fatturato, è in tutte le agenzie, le 93 agenzie accreditate al Ministero del Lavoro, è il 2% della movimentazione dei lavoratori nel nostro Paese. Quindi la stragrande maggioranza, che è una ricerca che abbiamo anche condotto assieme al centro studi della CGA, più del 90% avviene sul passaparola su quella che è il lavoratore normale, non è sul detenuto, non è sull'extracomunitario. Noi collaboriamo, io ho iniziato a lavorare per l'associazione albergatori. Noi nel Comune di Venezia siamo 430 aziende alberghiere associate, circa 8.000 lavoratori diretti. Io ho iniziato a lavorare nel 2006 come consulente esterno perché servivano lavoratori. Abbiamo fatto un'analisi, abbiamo visto che servivano circa 800 addenti l'anno nuovi, tra turnover di personale, chi va in pensione, nuove aperture. Contando nel 2006 i posti letto erano circa la metà in città rispetto a quelli che sono oggi. Quindi una richiesta esponenziale. Di quei 8.000 lavoratori durante la pandemia, come era normale, ne abbiamo persi circa il 30%. Ne abbiamo circa recuperati un 30% di quel 30%, abbiamo ancora circa 1.600 buchi di personale a tempo indeterminato full time. Non parlo degli extra, non parlo del lavoratore occasionale, dello stagionale. Noi, lavoratori full time a tempo indeterminato. Questo è il lavoratore tipo nelle nostre aziende. Escludo gli appalti, quindi parlo solo di quelli che sono i nostri dipendenti diretti. Abbiamo in questi anni fatto, noi la formazione ce l'autofinanziamo, non chiediamo neanche, utilizziamo i nostri partner, le agenzie per il lavoro, arrivavamo a formare 1.800 addetti l'anno, un po' che si perdevano, un po' che li reinserivamo, altri andavano da altre parti, e quest'anno, per noi, scusate, dopo 12 novembre 2019 abbiamo ricominciato a lavorare il 9 aprile del 2022. Abbiamo avuto 2 anni e mezzo di buco produttivo, pensavamo di perdere molti imprenditori, la quasi totalità dei nostri imprenditori ha tenuto duro ed è ancora presente, non ha chiuso praticamente nessuno. Per 2 anni e mezzo abbiamo finanziato le nostre aziende, da soli, perché gli aiuti che ci sono stati non erano certo sufficienti a garantire la sopravvivenza di aziende. Molte aziende che comprano il servizio di lavanderia sono aziende che per stare chiuse spendevano 120.000 euro al mese. Quindi sono numeri. Anche aziende piccoline di 10-15 stanze i 300.000 euro li hanno dovuti mettere. Pensavamo che dopo 2 anni di inattività, dopo aver perso in altri settori, nella logistica, nel manifatturiero, ci sarebbe stato un ritorno. Io quest'anno l'unica richiesta di corsi di formazione è arrivata da un parroco per 60 signore arrivate dall'Ucraina. Quando siamo arrivati a firmare i documenti sono arrivati in 3, neanche loro sono venuti a lavorare. Quindi di sicuro bisogna riportare al centro anche in via preventiva da quel tipo di problema, perché il lavoro è la dignità delle persone che evita anche di finire lì dentro di quelle cose che abbiamo visto, quindi davvero deve esserci riportare ad un elemento valoriale nel lavoro, ed è importante che lo sia anche per chi in questo momento non può farlo, però può prepararsi. Noi siamo disponibili a collaborare, a fare attività, a mettere anche i nostri professionisti se ci sono persone che vogliono davvero intraprendere un percorso di vita diverso. L'abbiamo fatto, non nego che in molti casi siamo rimasti molto delusi, perché non tanto dalla buona volontà che veniva espressa in fase di inserimento lavorativo, perché davano il 130%. Il problema è che ritornare nella vita normale, se non c'è un monitoraggio attento, si ritorna, quando inizia ad esserci la prima assenza ingiustificata, abbiamo già visto che è il primo segnale che probabilmente abbiamo perso quel lavoratore. Io parlo di lavoratori, non mi piace quello che è stato detto dagli amici delle cooperative, che sono persone straordinarie. Se parliamo di utenti, gli utenti di servizio sono una cosa, i lavoratori sono un'altra, e se le persone vogliono venire a lavorare devono venire come lavoratori, quindi si deve avere il coraggio di chiamarlo con il loro nome. Noi abbiamo un ulteriore verbo che è più brutto, per il nostro lavoro è più difficile, però è un verbo che piace poco, specie qui in Veneto, per ricorda film in bianco e nero. Noi serviamo, perché il nostro personale serve altre persone. Diamo servizi, noi viviamo di questo. Lavoriamo a ciclo continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quindi servono persone che sanno stare con le altre persone.
Questo è un requisito fondamentale. È più semplice lavorare in un ambiente protetto di un laboratorio artigianale, di un campo di agricoltura o di altre cose. Quindi davvero diventa importante perché un progetto possa funzionare. Poi tavoli di monitoraggio possono essere sicuramente utili, ma il fatto di monitorare le persone, l'individuo e avere la giusta attenzione nell'accompagnarlo anche nel dopo diventa importante, perché se mi viene data, e questo è il timore degli imprenditori, una persona che giustamente deve rientrare nella categoria dei diritti della legge 70 sul lavoro e quindi sui contratti applicati, però se io dall'esperienza che ho visto, non io Daniele, ma quelle che sono c'è un rischio che mi trovo il problema dei diritti di un lavoratore con i problemi che si aggiungono di chi ha avuto, che ritorna in una spirale non positiva come quella che ha intrapreso, diventa un problema. Quindi a quel punto diventa difficile gestire quelle che sono due normative che rischiano di creare un'ansia che non è giusta. Quindi ci dovrebbe essere delle forme di scivoli, di possibilità di poter gestire assieme, non in via discrezionale perché non mi serve più una persona, quello non è giusto, perché vuol dire anzi creare un danno ancora peggiore dopo. Ma deve esserci la possibilità di avere delle commissioni di valutazione, assieme anche alle parti sociali, come deve essere, che possano valutare il percorso di vita per un periodo mediamente lungo. Perché purtroppo non è una cosa che succede dopo un mese, 2 mesi, 3 mesi, ma nell'arco di tempi relativamente purtroppo brevi. Per noi la nostra speranza, ripeto, noi contratti tempo indeterminato, noi vorremmo i nostri lavoratori restino con noi finché vanno in pensione. Quindi, e molto spesso si prolunga anche di più. Quindi questo deve essere il presupposto con cui si va a riformare un mercato del lavoro, ma questo riguarda tutti quei soggetti che abbiano precedenti, che abbiano problemi, qualunque tipologia sia, proprio per riportare a creare un tessuto del mercato del lavoro che sia più sano e che permetta anche di accogliere questa tipologia di colleghi che vorremmo avere nelle nostre aziende. Grazie. Grazie dottor Minotto, grazie anche per l'accento che ha posto ai fallimenti anche di queste realtà, perché non sempre, voglio dire, l'idea che si ha o un progetto che si mette in campo riesce, e credo che dobbiamo come dire, capire anche questi fallimenti e cercare di evitarli o comunque di monitorarli come giustamente dice lei. Ora lascio la parola alla dottoressa Pastega, l'autrice insieme al Andrea Basso dei nostri filmati, per portare la sua esperienza. Lasciandole la parola voglio portare una testimonianza l'attività sartoriale delle detenute della Giudecca, perché io sono una acquirente dei vestiti e posso garantire sul design e la qualità del tessuto e anche della lavorazione. Io ho cercato di cambiare la mia vita, spero un giorno di trovare un lavoro, perché il lavoro ti dà dignità. Ve le ricordate le parole che avete sentito prima, pronunciate dal detenuto fine pena mai, come si è definito, di Inja Blazer, no? Nella casa circondariale di Treviso. Queste parole mi hanno colpito tantissimo, sia come persona sia come giornalista. Queste parole, a mio avviso, sono la sintesi più efficace, più semplice, più diretta di quelle che furono le intenzioni del legislatore quando finalmente fu varata in Italia la riforma penitenziaria nel 75. Riforma che introdusse, appunto, riepilogo, il principio della qualificazione del trattamento penitenziario, la disciplina del lavoro in carcere, le misure alternative alla detenzione, riforma poi integrata, come sapete, da varie modifiche nel corso del tempo, e non da ultima la legge Smuraglia, a cui è dedicato praticamente il nostro convegno di oggi. Legge che è fondamentale, che costruisce ponti e presupposti e incentiva il legame tra impresa, carcere e soprattutto nelle intenzioni più lungimiranti, quel rapporto tra mercato del lavoro giustamente ripreso e messo al centro dagli interlocutori, no? delle categorie, e detenuti.
Il lavoro dà dignità, continuava a ripetere Dinja Blazer, quella dignità che storicamente, e questo è importante, deriva nella nostra cultura anche giuridica dalla dignitas latina, quella che Cicerone racconta e ci racconta ancora oggi e che il cittadino acquista per merito, e questo bisogna ricordare. Ed è connotazione fondamentale della persona che agisce in modo onesto, decoroso, conforme ai doveri, e quindi del cittadino che ottempera ai suoi doveri rispetto al gruppo sociale a cui appartiene. Il recupero di questa dignitas, anche dopo una pena detentiva, si può e si deve, e le testimonianze credo che abbiamo raccolto ce lo sottolineano, si può e si deve realizzare cambiando la propria vita e facendolo attraverso il lavoro e i suoi doveri, ancora prima che diritti. Non a caso la nostra Costituzione, come ha accennato, è stato un passo fondamentale, come ha accennato il capo del DAP, Renoldi. La nostra Costituzione nel suo primo articolo dichiara il legame profondo tra la nascita della nostra Repubblica e il lavoro. Si apre con la proclamazione, no? Nel primo articolo, l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Una dichiarazione, una proclamazione di una scelta di una importanza enorme, inedita storicamente, quella di fondare sul lavoro la Repubblica Democratica, una scelta che manifesta incisivamente proprio l'evoluzione di un secolo di vita politico-sociale nel nostro Paese. Il lavoro non è mero strumento per il conseguimento di mezzi di sussistenza, bensì tramite necessario per l'affermazione della personalità, e questo ci riporta a quel semplice abbinamento fatto da un detenuto fine pena mai: il lavoro è dignità. Il disegno del legislatore e soprattutto anche nella riforma del sistema penitenziario è dunque chiaramente orientato a fare del lavoro l'elemento cardine del trattamento penitenziario, rendendolo strumento di attuazione di un principio rieducativo, ma anche perno di un'evoluzione della persona stessa, che dopo un tragitto di pena può ricrearsi, può rimettersi nella comunità sociale. Ma com'è davvero il lavoro in carcere? Io ho cercato un pochettino di farvelo percepire, soprattutto per chi dentro il carcere non ci lavora. Nel documentario dedicato al carcere di Treviso e quello dedicato al carcere femminile della Giudecca che avete visto, io e il collega Andrea Basso abbiamo cercato di restituire per brevi tratti sintetici i tratti nodali della dinamica lavorativa nel carcere, laddove funziona bene e laddove da decenni il legame tra impresa, cooperative, altro nodo fondamentale, amministrazione penitenziaria e detenuti ha dato dei frutti estremamente positivi, concreti, realizzando a volte delle vere e proprie filiere lavorative. Sicuramente ha dato delle prospettive di lavoro, questo è certo, dentro e fuori dal carcere per tantissimi detenuti e detenute. Soprattutto abbiamo cercato, e questo ci tengo particolarmente, evitando, mi auguro, ogni retorica, di restituire sempre per brevi tratti il pensiero dei detenuti e delle detenute che vi lavorano, facendoci raccontare direttamente quello che potrei definire il sentimento del lavoro. L'avete sentito più volte a brevi tratti: il lavoro è dignità, il lavoro mi fa pensare al futuro, il lavoro mi dà responsabilità, dove il lavoro appunto è un elemento, un lievito in qualche modo che mette in moto una ricostruzione della persona e di obiettivi, no? E quindi va verso il futuro. Senza dubbio il lavoro in carcere deve sempre più andare nella direzione di creare lavoratori formati, adatti al mercato del lavoro, come è stato sottolineato. E per questo bisogna assolutamente creare degli anelli di snodo che vadano oltre
il sistema delle cooperative, che è stato fondamentale, lanciato nella metà degli anni '80 nel carcere, se non erro di Rebibbia, è stata la prima cooperativa sociale a mettere insieme detenuti e a farli lavorare in un progetto, no, importante. Ecco, ci vogliono altri anelli di snodo. Non tutti i detenuti, l'abbiamo sentito, hanno le capacità formate già lavorative o le competenze per potersi applicare, no? Appena entrano in carcere, ma a volte anche dopo. Le problematiche sono tante, problematiche di carattere magari legate all'età, alla magari mancanza di istruzione, ad essere appartenente ad altre, diciamo, avere un altro, non so, un'altra formazione, essere stranieri per cui avere difficoltà con la lingua, anche tematiche legate alla tossicodipendenza, per cui tutti elementi che vanno trattati specificatamente, e il lavoro che viene fatto dagli educatori e da tutto il sistema carcerario è fondamentale. In questo senso la legge Smuraglia si inserisce e diventa una leva fondamentale che è riuscita in poco tempo, ma lo dovrà essere sempre di più per arrivare alla finalità ultima sua. È una leva fondamentale che ha aperto appunto una connessione tra il lavoro esterno, quello aziendale, quello delle fabbriche, quello delle imprese che devono fare fatturato, devono rendere, che con il lavoro all'interno, la possibilità, la manodopera all'interno delle mura di un carcere, delle carceri. L'apertura ai privati autorizzati dal Ministero comporta la necessità di una sinergia, di un dialogo continuo, a mio avviso, lo dico modestamente da semplice così giornalista che ha osservato la realtà. Ci vuole proprio quella sinergia di cui parlava ci dava una via così propositiva il referente degli industriali, dicendo ci vuole un tavolo operativo, non per aggiungere l'ennesimo tavolo, no, di parola, ma un tavolo di sostanza, creare un anello di snodo tra la legge Smuraglia che connette l'impresa al mercato interno del lavoro nelle carceri e il vero mondo del lavoro, con le sue regole, a volte durissime e che lasciano poco margine di scampo, e invece come l'ha definito il direttore del carcere di Treviso, il materiale umano che ha le sue infinite problematiche, soprattutto quando attraversa una pena in un carcere. Quello che vi voglio sottolineare e che è fondamentale anche il senso dell'intervento sostenuto dal Sindacato dei giornalisti di Venezia, che ha voluto rendere questo importante convegno organizzato dall'Ateneo Veneto anche parte della formazione dei giornalisti, è diciamo, l'elemento della informazione e della comunicazione corretta. Sicuramente il carcere e il lavoro carcerario devono puntare ed investire sulla redditività delle loro produzioni, si devono adeguare sempre di più, e il nuovo capo del DAP, che ha una formazione giuridica importante, è un magistrato ed è anche una persona su cui so, da giornalista lo devo sapere per forza, in molti hanno puntato per creare una pagina ulteriormente nuova all'interno della realtà carceraria italiana. Ecco, l'importanza di rendere connessi e articolati in maniera agile il mercato del lavoro, le esigenze dell'impresa con il materiale umano e la potenzialità lavorativa di questo materiale umano che vive e sconta la sua pena nelle carceri è fondamentale. Ma anche l'opinione pubblica che accoglie questo meccanismo e queste possibilità e questi snodi deve essere, scusate, non dobbiamo fare assistenza all'opinione pubblica, ma dobbiamo da giornalisti raccontare puntualmente le possibilità e le realtà e ciò che anche sta
crescendo per diventare un domani una realtà, per cui l'opinione pubblica e la comunità in generale hanno bisogno di un racconto reale e puntuale. Ed è per questo che il ruolo dei media, e vengo al dunque del mio intervento, è fondamentale. La Carta di Milano, lanciata nel 2013, il protocollo deontologico per i giornalisti che trattano notizie concernenti le carceri, le persone in esecuzione penale, i detenuti e gli ex detenuti, è fondamentale, è uno strumento che noi dobbiamo tenere presente, che facciamo questo lavoro e soprattutto quando ci avviciniamo a tematiche legate alla cronaca, ma non solo, legate anche al racconto del carcere, non necessariamente connesso a fatti emergenziali. Quindi la Carta di Milano, lo ricordo a tutti ai miei colleghi in sala, lo ricordo a me stessa, è voluta fortemente appunto dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, richiama ai dettati deontologici presenti nella Carta dei doveri del giornalista, con particolare riguardo al dovere fondamentale di rispettare la persona e la sua dignità, discorso di prima, e a non discriminare nessuno. E soprattutto, lo dico in sintesi, si aggancia alla Dichiarazione dei diritti universali dell'uomo, al Patto internazionale dell'ONU sui diritti civili, ma fermo restando il diritto e dovere di cronaca, pone l'attenzione all'osservare con grande scrupolo il trattamento delle notizie concernenti persone private della libertà, soprattutto in quella fase estremamente difficile e problematica del reinserimento nella società. Ancora quando sia stata scontata la pena, ancora di più, con particolare attenzione va posto anche poi successivamente il diritto all'oblio e la tutela della diffusione dei dati. Il Consiglio nazionale invita quindi i giornalisti a tenere presente che il reinserimento sociale è un passaggio complesso che può avvenire a fine pena oppure gradualmente, come previsto dalle leggi, attraverso i permessi ordinari, i permessi premio, la semilibertà, ne abbiamo parlato prima. Usare termini appropriati in tutti i casi, no? In cui un detenuto usufruisce di misure alternative al carcere o i benefici penitenziari, evitando un allarme sociale ingiustificato o di rendere più difficile il percorso di reinserimento sociale. Fare anche riferimento puntuale alle leggi che disciplinano il procedimento penale e l'esecuzione della pena, fornire dati attendibili e aggiornati che permettano una corretta lettura del contesto carcerario, e su questo richiamo l'attenzione. Considerare che il cittadino privato della libertà è un interlocutore in grado di esprimersi e di raccontarsi. Noi abbiamo cercato col collega Basso di farlo. Tutelare il condannato anche quando si espone mediaticamente, perché non sempre può essere preparato, ma il racconto del carcere è un elemento, lo dico ai miei colleghi, che anche al di là della cronaca, anche al di là dei momenti emergenziali, il racconto del carcere va affrontato, va raccontato ciò che accade nel carcere a tutta la società. Perché se la società è pronta ad accogliere quel dovere che il detenuto, no? Quel dovere di essere un cittadino che lavora, che risponde ai doveri, agli obblighi e alle responsabilità che attengono a quella famosa dignitas che ho citato all'inizio, ecco, quel meccanismo si risolve, avviene e diventa una realtà. Un racconto corretto che permette alla società di essere elastica, di capire che le fondamenta della nostra Repubblica e del nostro Stato sono poste su un meccanismo semplice. La dignità è fatta attraverso anche il lavoro. E solo se noi comprendiamo che una società, non solo per buonismo o per per lungimiranza filosofica o come la vogliamo definire, ma per utilità, perché come abbiamo visto un detenuto che lavora, un ex detenuto che ha un lavoro stabile, praticamente quasi azzera la recidiva.
un detenuto, un ex detenuto che si avvia a un percorso stabile di lavoro dà un'idea di futuro e di società a cui tutti possiamo appartenere, solida e che permette alla società di rigenerarsi e avere un principio di una pena giusta, definitiva, corretta, ma anche che offre un'opportunità di futuro. Concludo dicendo che tutte queste cose fondamentali che abbiamo sentito oggi devono mirare alla creazione di anelli. Il primo è il lavoro tra il dentro e il fuori, l'altro è il coordinamento, la sburocratizzazione, creare vie che permettano di dialogare, di far dialogare il mercato esterno del lavoro, la società e il carcere, altrimenti ci sarebbe un fallimento, io credo, di quello che è il principio generatore della nostra Costituzione e nella creazione di quella che punta proprio alla creazione di quella dignitas che ci rende cittadini uguali, se abbiamo sbagliato o se non abbiamo sbagliato. Ricordo Voltaire che ci diceva, e ancora oggi il suo messaggio dopo secoli ha un valore fondante: il grado di civiltà di un paese si misura osservando la condizione delle sue carceri. Grazie alla dottoressa Pastega anche per la passione che mette. Arriviamo all'ultimo intervento, insomma dal dire al fare, vediamo che cosa succede concretamente e do la parola alla dottoressa Flavia Filippi, fondatrice dell'associazione Seconda Chance. Prima di dare la parola ho letto una sua intervista e lei ha detto questo: entro nei ristoranti, nei bar, nei centri sportivi, contatto le aziende e i commercianti. La maggior parte nemmeno mi risponde. Quando riesco a parlare ne convinco 1 su 50. Ma se riesco a prenderli per mano per portarli con me in carcere, sento che è fatta. A quel punto non è mai successo che dicano di no. Al contrario, se ne volevano 1, ne prendono 2. A lei la parola. Ora 1 su 30, prima 1 su 50. Diciamo, mi presento perché non mi conosce nessuno, sono una giornalista del TG La 7, arrivo da Roma e sono venuta qui apposta per parlare con voi e per raccontare cos'è Seconda Chance. Quasi 2 anni fa, poiché io mi occupo di cronaca giudiziaria, però si parlava solo di Covid, avevo tante energie e le volevo convogliare in questa direzione perché sono sempre stata molto interessata all'ambito penitenziario, quindi sono andata tramite la garante dei diritti dei detenuti di Roma, Gabriella Stramaccioni, che è il mio faro, dal vice del dottor Renoldi, dottor Cantone, che era il provveditore alle carceri di Lazio, Abruzzo e Molise, mi sono messa a disposizione per far conoscere la legge Smuraglia. Ho cominciato da sola, ho fatto fare un sacco di protocolli d'intesa con l'Associazione Costruttori Edili, con l'Unione Artigiani Italiani, con l'Istituto Superiore di Sanità. L'economia era in ginocchio, ho avviato rapporti col CNEL, col CNR, con tantissime realtà. Ho preso porte in faccia da tutti, da Decathlon, Leroy Merlin, Bricofer, Bricoman, TNT, non vi annoio. A gennaio improvvisamente tutto si rimetteva in movimento e quindi ho cominciato a entrare nei bar, nei ristoranti, a chiedere amici, a fare catene e progressivamente ho conquistato sempre più posti di lavoro. Sono andata anche sui social perché volevo far conoscere cos'era Seconda Chance e adesso ho trovato 110 posti di lavoro in pochi mesi. Non tutti i detenuti lavorano, 35 aspettano che il magistrato di sorveglianza decida, per alcuni è arrivato il rigetto, per altri si è tirato indietro l'imprenditore perché lungo la strada il detenuto è andato ai domiciliari oppure è stato scarcerato, alcuni detenuti non si sono giocati bene le loro carte, 5 soltanto, e comunque questi 110 posti di lavoro sono riferiti non soltanto ai detenuti ma anche agli ex detenuti, ai detenuti ai domiciliari e ai familiari di detenuti. Poiché da sola non ce la facevo più e stavo morendo, lungo la strada ho scelto 2 figure che mi si sono affiancate, 2 donne scatenate come me, che lavorano, che però considerano questo impegno
assolutamente totalizzante. Per dire, quest'estate una era in vacanza in Abruzzo, avevo un imprenditore con una grande lavanderia industriale, l'ho spedita di corsa da lui e poi in carcere ad Avezzano. Il 7 luglio abbiamo costituito un'associazione che è iscritta a RUNS, al registro degli enti del terzo settore. Stiamo crescendo tantissimo, siamo partiti dal bar Pippo sotto casa mia e ora abbiamo tra le adesioni Nespresso, McDonald's, Conad, Blumen, siamo in trattative con Unieuro, stiamo arrivando dappertutto. Soprattutto andiamo fortissimo nel Lazio, perché oltre a noi 3 ci sono 4 giovani volontarie che ci permettiamo di frustare e mandiamo in giro a Civitavecchia, a Velletri, a Frosinone, a Rieti, a Cassino, a Viterbo e anche a Latina, che è un carcere dove non ci sono articoli 21 perché non c'è la possibilità di ospitarli, ma noi anche lì portiamo gli imprenditori per far visitare i locali che verranno poi dati in comodato d'uso gratuito. Abbiamo portato imprenditori del dolciario, call center. Ugualmente ognuna di noi ha un compito, oltre a quello di entrare in qualunque attività commerciale lungo la sua strada. E abbiamo fatto accordi con la Federbridge, con la Federazione Scacchi, con il tennis tavolo, raccogliamo istruttori volontari. Il sabato portiamo in carcere una delegata del presidente della FIT per creare dei campi di paddle in 2 istituti di Rebibbia. Diciamo che è una cosa che si consolida in tutte le direzioni. Quando era maggio ho detto: ma noi non possiamo stare soltanto nel Lazio, anche perché amici di amici mi chiamano da Enna, ho una pizzeria, voglio offrire lavoro a Enna. Scrivo alla dottoressa Di Franco che mi mette in contatto col capo dell'area educativa, Maria Elena D'Amore. Ugualmente a Bologna, ugualmente a Rimini, conosco un imprenditore di sushi bar e lo mando dalla dottoressa Martone a Rimini. Ugualmente a Pescara, ieri era a Bollate, a Opera. Stamattina un imprenditore del Vomero, di Napoli e del Vomero, era dal dottor Berdidi, che è il direttore di Poggio Reale. Andiamo in tutte le direzioni, però da sole non ce la facevamo, e quindi quando era maggio io ho cominciato a pensare che dovevo assolutamente cercare un delegato in ogni regione. Poiché Giovanna lavorava con noi a Telemonte Carlo, è una cara amica, ho pensato che lei potesse essere la persona giusta, anche perché mi sono convinta che servano giornalisti, perché sono ascoltati, rispettati e hanno una grossissima rete. E a maggio ho detto: Giovanna, ma noi come facciamo? Ci dobbiamo far conoscere. Abbiamo parlato con la dottoressa Venezia e insieme Giovanna ha pensato: ci penso io che sono socia all'Ateneo Veneto. Quindi poi naturalmente non potevamo pretendere di smuovere l'Ateneo Veneto per Seconda Chance, che siamo 4 gatti e non ci conosce nessuno, quindi è stata costruita tutta questa splendida cornice e sono stati fatti tutti gli inviti, è stato tutto studiato perché in tutto questo ci fosse anche un piccolo spazio per noi. E quindi noi adesso siamo qui anche per proporci come snodo. Certo, rispetto a Veneto Lavoro, loro sono 1000 e noi siamo 1, però noi facciamo lavoro penitenziario chiave in mano, convinciamo l'imprenditore, ci facciamo dare la visura camerale e il documento, chiamiamo Rebibbia, io porto a Rebibbia 5 imprenditori a settimana, una alle 9, una alle 10, una alle 11, una a mezzogiorno e una alle 12. Facciamo i colloqui con i detenuti selezionati dagli educatori e dal capo reparto, la dottoressa Silvano, al quale sono stata affidata dal direttore del nuovo complesso Santoro, 1500 detenuti. Andiamo come treni. Serve un aiuto cuoco? Ci selezionano 7 aiuto cuoco. Servono dei ragazzi giovani perché una panineria ce li trovano giovani. A Frosinone servivano con la patente per uno che distribuiva gelati, abbiamo trovato i patentati. Per ogni carcere abbiamo una risposta. E poi, quando l'imprenditore finalmente ha fatto i colloqui con noi, ha ricevuto le schede che noi compiliamo, ha deciso chi deve scegliere, scrive al direttore del carcere: gentile direttore, a seguito dei colloqui con Seconda Chance voglio offrire una seconda chance a Sciarpelletti Fabio, perché ormai chiamo anch'io le persone per cognome, e a Petrolini Alessio, nel mio ristorante di via Mameli, Osteria della Trippa a Roma, dalle 9 alle 5 dal lunedì al venerdì, con le mansioni di aiuto cuoco. Desidero usufruire delle agevolazioni della legge Smuraglia, che non è affatto difficile, 520 euro di credito d'imposta. È chiaro che se poi gli imprenditori portano lavoro in carcere c'è anche il 95% dei contributi eliminati, però per l'imprenditore che ha un bar, un ristorante, una palestra, un centro sportivo, che vuole un giardiniere, un muratore, un manovale, un fabbro, un aiuto cuoco, c'è uno sconto di 520 euro al mese sulle tasse.
Dopodiché l'imprenditore fa la sua richiesta al carcere con noi in copia e scompare. Dopo circa 1 mese, 2 mesi, perché purtroppo i magistrati di sorveglianza sono impegnatissimi e anche gli educatori non ce la fanno a fare le sintesi e tutto quanto, noi avvisiamo l'imprenditore. Il magistrato ha detto va bene, ha approvato il programma trattamentale, vieni a firmare la convenzione. L'imprenditore viene in carcere, firma la convenzione con il direttore del carcere, il detenuto firma il contratto di lavoro, si scrive l'ordine di servizio, si mette in moto la matricola, è tutta una cosa che comunque non interessa all'imprenditore, e si sa che da lunedì Petrolini Alessio prende la metropolitana a Rebibbia, scende a Termini, prende il 913, arriva a lavorare nel ristorante. Dopo 8 ore Petrolini Alessio fa il percorso inverso e non può andare a Piazza di Spagna a prendere lo spritz, e noi sappiamo che non ci andrà. Ritorna in carcere, posa il suo cellulare nell'armadietto e ritorna nel suo reparto di articoli 21, perché chi lavora fuori dal carcere è isolato da chi in carcere rimane senza uscire a lavorare. Lo stipendio verrà pagato al carcere, che poi lo girerà sul conto del ragazzo. Per qualunque cosa ci siamo noi, nel nostro piccolo, dove possiamo arrivare. Accogliamo il ragazzo nei primi giorni, possibilmente il primo giorno di lavoro, ci scambiamo il telefono, passiamo a salutarlo, redigiamo periodicamente delle schede con il grado di crescita professionale del ragazzo, la soddisfazione del datore di lavoro. Queste schede poi vanno direttamente al direttore del carcere e vengono sistematicamente aggiornate. Se c'è un qualunque problema, se il ragazzo esce 10 minuti prima dal ristorante e arrivano i carabinieri a controllarlo e c'è il panico, noi diciamo all'imprenditore: scrivi alla direzione che è successo soltanto questa volta ed è un bravissimo ragazzo, non accadrà più, tranquillizziamo il ragazzo. E tutto questo è soltanto per dirvi che se qualcuno di voi qui dentro decidesse di affidarsi a noi, possiamo farlo con la dottoressa Pastreda. Vabbè, ci proviamo, insomma, troveremo il modo di assistervi. Io mi sono anche portata l'amica, perché ho detto non possiamo arrivare a Venezia che io non ho portato un imprenditore a lavorare, quindi la dottoressa, che è il direttore sanitario di un poliambulatorio importante a Quarto d'Altino, ha fatto richiesta di avere una segretaria e quindi nei prossimi giorni verrà portata a colloquio alla Giudecca, dove sceglierà la segretaria per la sua attività. Grazie Angela, perché se no eravamo veramente a zero. E quindi ecco, al di là di tante parole che ho comunque tirato fuori per voi, volevo soltanto dirvi che qualora qualcuno di voi fosse interessato, la nostra mail è info@secondachance.net. Andiamo fortissimo nel centro Italia, in tante regioni, qua siamo qua per farci conoscere e speriamo che ci chiediate aiuto. Posso dire, Presidente, in passato lavoravamo insieme, lei per la 7, io per un gruppo che gli forniva interviste. Pensate com'era il meccanismo del lavoro, a proposito, con un treno in corsa come Flavia. Allora, dottoressa Filippi, grazie. Questo intervento finale così martellante, ma così concreto, ci ha rincuorato, e ormai il lavoro penitenziario chiavi in mano diventerà uno slogan, perché lei ci ha fatto capire che allora è possibile. Abbiamo terminato i nostri interventi. Io lascerei la parola a chi del pubblico vuole intervenire e chiederei al dottor Reinoldi se viene a chiudere o se ha qualche intervento da fare, approfittando ancora della sua presenza. Prego. Buonasera, mi chiamo Carmine Granato, sono un giornalista molto interessato al problema del carcere e volevo dire, sono anche un ex insegnante e quindi intanto mi complimento con tutti gli operatori e le donne che hanno parlato di questo problema. E sottolineo le donne perché gli operatori sono molto cambiati. Una volta usavano un burocratese di commi, sottocommi, leggi, leggine. Le donne si sono dimostrate molto più pratiche e quindi vediamo cosa si può fare sul campo, poi il resto si aggiusta. Da ex insegnante, devo notare, io ho insegnato anche educazione civica martellando molto i miei studenti
in Italia c'è la mentalità del carcere afflittivo, punitivo. Si fa molta fatica a far capire che un carcerato può avere una dignitas. L'ha perduta nel momento in cui è apparso sui giornali con le manette. Quindi bisogna ricostruire anche questo aspetto, cioè noi sentiamo ancora dei politici molto importanti parlare di buttare la chiave, quando buttare la chiave non esiste, perché ognuno che ha sbagliato può essere, e secondo la Costituzione deve essere recuperato. E una cosa molto importante che mi pare abbia detto il presidente degli albergatori: dobbiamo riscoprire il valore del lavoro. Quando tu dici oggi a un ragazzo perché non vai a lavorare, quello ti risponde: a lavorare ci vai tu, perché i suoi genitori gli hanno detto che deve fare almeno il medico. Adesso io esagero un po' naturalmente, però la cultura del lavoro l'abbiamo proprio cestinata. Quindi per favore riprendiamo in mano l'articolo 27 della Costituzione e facciamo capire alla gente che il carcere deve essere rieducativo. Avere sbagliato non vuol dire perdere la dignità, e il carcere non deve essere solo punitivo e afflittivo. Grazie. Grazie molte. Prego. Grazie, io sono Rossella Favero, sono in pensione da poco e sono stata per 18 anni presidente di una cooperativa, Altra Città di Padova, Casa di Reclusione, che ho contribuito a fondare. Le donne sono sempre, come si è visto agli interventi, poi la marcia in più. Io però parto invece da delle criticità e mi riallaccio all'intervento del vicepresidente di Confindustria Venezia, proprio a cose concrete, analizzando, ecco, io da alcuni mesi non sono più, diciamo, nella produzione. La cooperativa Altre Città è la più piccola della casa di reclusione, dove c'è la Giotto, la Work Crossing, cioè la famosa pasticceria, e c'è una realtà appunto molto avanzata. Però, come sanno benissimo la dottoressa Venezia e la dottoressa Milano, qual è il tema drammatico, e soprattutto gli agenti, secondo me, che si sta vivendo in questo momento dal punto di vista proprio del lavoro, che sta crescendo nelle carceri italiane progressivamente, e io l'ho visto in questi 18 anni, quello che chiamiamo male, secondo me, il carcere sociale, cioè persone che hanno, oggi si usa questa parola, polidipendenze, tematiche gravi dal punto di vista psicologico, usiamo solo questa parola, stranieri senza speranza, ma perché c'è la Bossi-Fini, non perché non ci sia il lavoro per loro. E tutte queste problematicità fanno sì che noi come cooperative da anni ci rendiamo conto che c'è una fascia che cresce, secondo me è già oltre un terzo, che non ha le competenze di cui parlava appunto anche il vicepresidente di Confindustria, che è il problema grosso oggi del lavoro trasversale, non è solo il carcere ovviamente, non hanno le competenze per accedere neppure ai lavori come quelli della mia cooperativa, che sono i lavori di assemblaggio più semplici. Però, insomma, uno dei nostri committenti è Fisher Italia, che è la multinazionale, l'unica sede ce l'ha a Padova, per cui anche questi lavori che sono i più semplici, cominciamo a fare fatica e questa cosa è stata anche scritta nel piano d'istituto che quest'anno è stata fatta grazie alla dottoressa Orazzi e anche alla dottoressa Mascoli della Polizia Penitenziaria, insieme, coprogettando. Ecco, io credo che questo debba essere un tema per tutto il mondo del carcere importante, cioè che quella fascia, che è una fascia di povertà poi reale, è quella che in questo momento, io parlavo degli agenti, perché Padova, che è una realtà avanzatissima, perché appunto dal punto di vista delle cooperative sociali e della presenza del lavoro privato, cosa succede? E guardate, è così, siamo così noi esseri umani, che proprio perché lavora fra l'amministrazione penitenziaria e le cooperative, non lo so, adesso i dati magari ce li ha qualcun altro, più della metà della popolazione, l'altra metà che non lavora e che
per buona parte non è in grado di lavorare in un lavoro vero e normale, perché quello delle cooperative è un lavoro vero, come quello del profit, non è lavoro assistito. Ecco, allora c'è bisogno di progettare, e allora questa malessere si riversa soprattutto nei piani, nelle sezioni dove sono prevalenti queste persone, soprattutto creando difficoltà alla polizia penitenziaria. Ecco, secondo me dobbiamo tutti insieme pensare visto che questa è l'analisi fatta insieme dei bisogni, a questa parte della popolazione, quindi forme di lavoro tipo le comunità, per dire, all'esterno. Potrei azzardarmi a dire, saremmo tutti d'accordo, queste persone dovrebbero neppure stare in carcere, dovrebbero stare in comunità, avere altre... Ecco, io credo che, ad esempio, mentre sicuramente ci sono carceri dove ci sono persone, perché non c'è lavoro, che hanno le competenze anche per il lavoro all'esterno, può succedere anche il contrario, che le aziende private che lavorano non riescono a soddisfare come competenze i loro bisogni. E questo secondo me è un dramma, e sappiamo tutti che suicidi e violenze anche fra detenuti mai come in questi mesi, in questo periodo. E quindi credo che sia un tema importante da affrontare. Ecco, poi come diceva, mi rifaccio sempre al vicepresidente Confindustria, a me fa piacere che la forza delle donne, l'entusiasmo rompa la burocrazia, di cui non è che accusi l'amministrazione penitenziaria, però è vero che la Smuraglia è anche un ginepraio. A Padova ci sono 3 consulenti del lavoro che sono in grado di districarsi, e sono quelli delle 3 cooperative. La nostra è una santa, per cui quando qualche imprenditore, perché anche noi è da anni che cerchiamo, anche con Fisher per esempio, o altre aziende che lavorano con noi, ma guardate che la difficoltà burocratica, per dire la Smuraglia è vero il 95%, però è stato deciso nel 2014, però abbiamo potuto applicarlo anche retroattivamente nel 2018 mi sembra, nel senso che lotte perché ci sono dei vincoli, ma non di tutti i ministeri, poi perché sappiamo che è difficile lavorare insieme a livello anche di ministeri. Ecco, queste sono difficoltà oggettive, per cui mi viene da dire oggettive che le persone che escono hanno bisogno di un grande accompagnamento. Guardate che c'è bisogno, perché poi quando uno esce il cervello cambia, no? E noi abbiamo una grande esperienza da trasmettere, da utilizzare insieme da questo punto di vista, ma secondo me anche le imprese hanno bisogno di un accompagnamento continuo, perché le tematiche delle persone che vanno, cioè la persona, il suo reato se lo porta dietro, nel senso come forme mentali, ecco, io non voglio fare così con questo una doccia fredda, però questi problemi esistono. Detto questo, ecco, ricordo per le aziende un'altra cosa importante, le possibilità offerte per il lavoro dentro dalla legge 68, cioè che riguarda gli invalidi, i disabili. Noi ad esempio con Fisher Italia abbiamo la convenzione per 2 lavoratori, quindi possono essere affidate dalle aziende a cooperative che già operano, anche fatte delle convenzioni per, appunto, invece che impiegare il disabile in azienda, dai una commessa di pari valore a una cooperativa, quindi è un'altra chance da aggiungere. Finisco dicendo che sicuramente io fra l'altro, scusate, ho iniziato come insegnante nel 95, e poi mi sono licenziata, grazie anche alla Smuraglia, nel senso la decisione di mettiamo in piedi una cooperativa sociale, non sai mai cosa ti aspetta. Non sono affatto pentita, perché penso che sicuramente sia un'avventura che vale la pena di vivere, questo mondo così difficile, però dicendo che è un mondo che è difficile anche dopo 27 anni. Ho fatto prima l'insegnante, poi mi sono licenziata e ho fatto la cooperante. Resta un mondo complesso, interessante, però secondo me bisogna darsi degli strumenti e lavorare insieme. Ci sono altri interventi? Prego. Salve, buonasera a tutti. Io volevo approfittare della presenza ancora del capo del Dipartimento semplicemente per fare una proposta. Insomma, io appunto sono Lorena Orazzi e come diceva Rossella Favero, insomma, ho visto nascere prima della Smuraglia, insomma, con il dottor Cantone questa
cioè delle attività lavorative svolte dentro il carcere, perché la casa di reclusione aveva dei grandi spazi a suo tempo inutilizzati, cioè dei capannoni industriali, insomma, che prima della legge Smuraglia sono stati dati, insomma, delle cooperative, facendo delle convenzioni che sono state, come dire, poi quello che poi è successo con la Smuraglia sostanzialmente, insomma, per dare lavoro ai detenuti dentro. Ecco, da un punto, essendomi occupata, insomma, della Smuraglia cioè prima della sua nascita e tuttora me ne occupo, quindi questo significa, insomma, che ho ecco, adesso questo mese di ottobre per esempio entro in fibrillazione un po' di più di tutti gli altri mesi dell'anno, perché appunto entro il 31 ottobre chi vuole usufruire della Smuraglia, non per quest'anno ma per l'anno prossimo, insomma, deve, come dire, contattare me, oppure io devo contattare loro, insomma, per sentire se c'è qualcuno che è interessato l'anno prossimo, insomma, ad assumere qualcuno fuori, oppure portare lavoro dentro. Difficile, perché oramai, insomma, diciamo, i nostri spazi tendenzialmente sono già come dire, occupati, insomma, e utilizzati, credo, al massimo delle loro potenzialità, perché noi abbiamo con le cooperative quasi 150 persone che lavorano o assunte oppure in percorsi, insomma, di tirocinio formativo, insomma, quello che è previsto, insomma, prima dell'assunzione, per poi usufruire dei benefici della Smuraglia. Comunque bisogna appunto che questi imprenditori, ditte, cooperative, eccetera, che intendano assumere le persone per l'anno 2023, oggi, entro il 31 ottobre, insomma, facciano questa sorta di richiesta di credito d'imposta, no, facciano la richiesta di credito d'imposta, immaginando che potrebbero assumere nell'anno 2023 1, 2, 3, 50 persone in articolo 21 semilibertà. Ecco, la mia proposta è la Smuraglia, appunto, riguarda soltanto le persone ammesse al lavoro all'esterno e in semilibertà. Sappiamo che però nel disegno del legislatore, insomma, come progressione trattamentale, insomma, e quindi di progressivo rientro nella comunità esterna, le misure alternative sono la semilibertà e l'affidamento, in un ordine, insomma, diciamo, come dire, di progressiva libertà di movimento nel territorio, oltre all'articolo 21, che non è una vera e propria misura alternativa. In ogni caso il buco dell'affidamento è un buco dove non vale più la legge Smuraglia, quindi una persona che magari esce in articolo 21, poi ha l'udienza per la semilibertà, se dopo un po' entra nei termini sotto i 4 anni per l'affidamento, quindi quasi 4 anni, rimane l'imprenditore, insomma la ditta che lo ha assunto, per 4 anni non potrà più usufruire della Smuraglia e dovrà aspettare il fine pena per poter tornare ad usufruire dei benefici della Smuraglia, cioè questo credito d'imposta che si diceva di massimo 520 euro al mese per i 18 o i 24 mesi successivi. La mia proposta è perché, insomma, invece la Smuraglia non potrebbe coprire, cioè fare una proposta, insomma, anche alle forze politiche, perché la Smuraglia sia, come dire, cioè segua il percorso, insomma, di progressivo, insomma, esecuzione penale esterna della persona detenuta. Grazie. E poi sentiremo il dottor Reinoldi su questo. Lo inviterei a sedersi qui al tavolo. Approfittiamo fino all'ultimo della sua presenza. Grazie, grazie. Non so se ci siano altri interventi dalla sala, ma... Sì. Molto entusiasmo. Dottor Stefanoni, ex garante dei detenuti. Molto entusiasmo, ma lei ci ha descritto un fallimento, cioè il numero di inserimenti lavorativi in realtà sono fermi da 20 anni. Allora, un dubbio che da qualche parte bisogna metterci le mani viene. E in qualche modo la mia domanda è come mettere le mani? Perché dove si è formato lavoro, per esempio in Giudecca, faccio per esempio, i direttori hanno dovuto assumersi delle responsabilità enormi. Per la lavanderia le lenzuola entrano e escono,
bisogna fare dei controlli con il cane ogni 3 giorni, ogni 5. Quindi i direttori, per avere il lavoro dentro, si assumono delle responsabilità che spesso travalicano i regolamenti. Allora, se noi denunciamo oggi che la Smuraglia è un fallimento, e l'ha detto lei, non c'è il lavoro in carcere, ce n'è pochissimo. E quel poco che c'è è totalmente sulle responsabilità dei direttori. Qualcosa bisogna, secondo me, che cambi. È il suo mestiere. Siediti, dottor Rinaldi, una sedia. No, sto in piedi. Beh, il mio mestiere è anche e soprattutto quello di ascoltare, è quello di ascoltare chi ha avuto importanti esperienze come la sua e soprattutto di non farsi sopraffare dalla tendenza al nichilismo. Il fallimento no, e siamo qui perché non vogliamo che fallisca, siamo qui per costruire qualcosa, speriamo, di importante. Credo sia impossibile sintetizzare in poche battute le tantissime suggestioni e anche i suggerimenti che sono arrivati da questa importante serata, quindi mi limito a dire 3 cose, alcune delle quali riprendono in realtà osservazioni che sono già state fatte, quindi le riprendo unicamente per sottolinearne a mio avviso l'importanza fondamentale. La prima riguarda la considerazione che faceva Giovanna. Noi possiamo ragionare sulle questioni che riguardano il lavoro penitenziario e il trattamento in termini di diritti, in termini di come dire, coordinate e principi costituzionali, però c'è anche un piano che è quello dell'utilità sociale e della razionalità politica delle proposte, con l'esclusione degli ergastolani ostativi cosiddetti. Qualunque detenuto, per i quali peraltro dopo la sentenza della Corte Costituzionale si aprono degli scenari che potrebbero consentire anche a loro di avere misure alternative, benefici e quant'altro, ma ogni altro detenuto è destinato a rientrare nella società, quindi noi ci dobbiamo porre il problema di come lo facciamo rientrare. E se quindi risponda ad una logica di razionalità politica e di utilità sociale, che rientrino così come erano entrati in carcere, o se al contrario si debba lavorare proprio nella prospettiva che abbiamo detto. Quindi sono d'accordo, non c'entra niente il buonismo, qua si tratta proprio di un ragionamento che attiene all'utilità di ciò che stiamo facendo, cioè l'utilità di un'istituzione come il carcere. Carcere del quale ovviamente non possiamo fare a meno in qualunque società, che rimane un'istituzione fondamentale, ma che non può costituire, e questo è stato detto, il cardine delle politiche penali. Noi abbiamo un dato che corrisponde ad una ricerca che fu fatta a livello universitario alcuni anni fa, che racconta che il 68% delle persone che hanno espiato la loro pena in carcere torna a delinquere, recidiva. Una percentuale che si abbassa al 23% per coloro i quali hanno scontato la pena in misura alternativa. È un dato che può essere letto variamente, ma sicuramente testimonia che l'istituzione carcere oggi ha delle difficoltà reali, autentiche, a realizzare quella missione che abbiamo detto è il tentativo di reinserimento, il tentativo di rieducazione. E quindi sono d'accordo anche con chi diceva, la Favero prima, che le misure alternative rimangono lo strumento essenziale per affrontare tutta quell'area della detenzione sociale, come la chiamava Margara, che oggi è obiettivamente ingestibile nei nostri istituti penitenziari. Io sto girando molto e la cosa fondamentale che mi viene detta dal personale è
non riusciamo a gestire i detenuti psichiatrici, i detenuti con doppia diagnosi, tutte quelle situazioni di marginalità sociale estrema che il sistema penitenziario probabilmente non è neanche strutturato per affrontare, perché richiedono competenze di interventi che probabilmente dovrebbero essere realizzati in una fase ben antecedente all'inizio dell'esecuzione penale. Questo quindi il primo dato, la prima osservazione. La seconda, forse per ragioni di sintesi, forse perché non sono stato sufficientemente chiaro, ma nel 2018 viene istituita, viene introdotta una istituzione che dovrebbe, almeno nell'intenzione del legislatore, corrispondere proprio all'esigenza che stiamo sottolineando più o meno in tutti gli interventi. Ho citato l'articolo 25 bis dell'ordinamento penitenziario. L'articolo 25 bis istituisce nel 2018 le commissioni regionali per il lavoro penitenziario, cioè dei luoghi istituzionali appunto, presieduti proprio dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, dalla quale fanno parte le associazioni di categoria, le associazioni delle cooperative, gli uffici regionali del lavoro, l'ANPAL, cioè tutto quel mondo che appunto è chiamato a fare rete per realizzare ciò di cui stiamo largamente dibattendo. Per cui sicuramente, adesso la dottoressa Milano è andata via, ma credo che uno degli impegni che la nostra amministrazione dovrà assumere, che sarà chiamata a realizzare, sarà quello di convocare la commissione che già è attiva, e in quella sede le associazioni che oggi hanno manifestato un'ampia disponibilità a una collaborazione nell'ottica che abbiamo detto, avranno modo di incontrarsi e avremo modo di ragionare tutti insieme per definire le strade possibili sul versante della organizzazione degli sforzi che a ciascuno competono per realizzare appunto questo obiettivo di incontro della domanda e dell'offerta. E questo è, come dire, un passaggio che probabilmente ci porterà a realizzare degli sforzi per non certificare il fallimento e la morte della smuraglia, ma per in qualche modo segnare la sua ripartenza. La terza cosa che vorrei dire brevissimamente è che ringrazio veramente di cuore gli organizzatori di questo incontro, anche perché hanno consentito alla nostra amministrazione, alla mia amministrazione, di rappresentarne il vero volto, che troppo spesso nella rappresentazione mediatica è un volto ostile, anche un po' truce, che viene associato ad eventi sempre negativi, mentre invece, e questo voglio dirlo davanti al nostro personale che è oggi presente così numeroso, non è la vera amministrazione penitenziaria. La vera amministrazione penitenziaria porta la faccia come dire, motivata, gentile, di chi ancora ci crede, di chi ancora crede nella importante missione istituzionale che oggi è qui rappresentata. A queste donne e a questi uomini credo che ciascuno di noi, rappresentanti delle istituzioni, del mondo della società civile, debba profonda gratitudine, perché sono persone che fanno un lavoro difficile, un lavoro oscuro, ma un lavoro credo molto bello. Sentire oggi la dottoressa Venezia che dice io mi piglio la macchina, vado, un po' come la dottoressa Filippi, è una boccata di ossigeno che ci fa sicuramente sperare per il futuro. Infine la dottoressa Filippi, cosa posso dirle? Meno male che ci sono persone che come lei appunto ci credono. Tra l'altro la dottoressa Filippi ha ricordato che lei è una giornalista e che quindi fa le tante cose che ci ha raccontato nel tempo libero che non riesco a capire dove riesca a trovarlo, perché è ovunque, in qualunque parte d'Italia, in qualunque momento,
incomincio anche a preoccuparmi. Diciamo che Mentana non deve sapere che in realtà io dedico molto più tempo. Ecco, allora non glielo diciamo. Grazie a tutti. Però ecco, l'esperienza della dottoressa Filippi, che va sicuramente incoraggiata, e noi nei limiti in cui riusciremo a farlo ci saremo, segnala anche un altro elemento di criticità importante, che è quello di come riuscire a coinvolgere queste esperienze così positive con la legislazione attuale. Ne abbiamo parlato più volte con lei, è una legislazione che va definendo appunto i luoghi della decisione e anche della spesa a livello regionale, e questo pone dei problemi seri, perché organizzazioni come la sua, associazioni come la sua, che intendono fare questo lavoro fondamentale, possono essere adeguatamente sostenute anche sul piano economico, cosa che appunto è quanto mai opportuna, a condizione che partecipino a dei bandi regionali, il che per associazioni che si strutturano a livello nazionale è estremamente complicato, perché richiede una struttura amministrativa che è in qualche modo incompatibile con quella vocazione volontaristica che è propria delle associazioni, per cui dovresti darti una strutturazione dal punto di vista amministrativo che ti consenta poi di interfacciarti con questa complessissima macchina burocratica. Credo che questo sia il vero problema, e quindi ancora una volta un motivo per noi amministrazione di grande riflessione: come possiamo essere più agili, come possiamo essere meno fossilizzati, meno elefante burocratico, per favorire tutto ciò di buono che dal territorio della società viene. Credo che questa serata ci consegni molti elementi di riflessione su cui appunto i nostri uffici si dovranno esercitare nelle settimane a venire. Grazie ancora. Grazie a tutti, grazie per la presenza, grazie agli interventori, e chiudiamo insomma con una nota di speranza. Arrivederci.